Prima uscita pubblica per il nuovo procuratore capo di Treviso Michele Dalla Costa. L'occasione è stato il seminario di aggiornamento professionale promosso dall'Ordine dei giornalisti del Veneto e dalla Scuola di giornalismo Dino Buzzati. Tra gli argomenti la privacy e i reati cui può incappare il giornalista, connessi in particolar modo alla diffusione dell'informazione online. Ma visto che l'accesso alla rete è libero, tutti rischiano qualcosa. Sono strumenti molto subdoli in quanto appunto hanno questa capacità di offensività ben maggiore della carta stampata e una diffusività, se vogliamo, almeno a livello teorico planetario. L'utente in particolare deve fare attenzione all'inserimento di dati sensibili. Innanzitutto devono stare attenti in relazione al loro profilo, perché ci si sono anche verificati furti di identità con conseguenze poi negative anche per il soggetto a cui è stata rubata l'identità. Particolare attenzione poi alle foto di minori, anche se perfettamente innocue e di famiglia, che rischiano di diventare oggetto di attenzioni morbose. La rete è uno strumento favoloso, come tutti gli strumenti, però può essere usata bene o male. Secondo me ha parecchi livelli di pericolosità. Tutti possono inserire informazioni online dunque, ma è il giornalista che deve sempre e comunque verificare la loro attendibilità e completezza. Tutti possono inserire, come hai detto tu, notizie, ma non sono mica controllate queste notizie. È il giornalista che controlla le notizie. È un mestiere particolare, molto preciso. Fare comunicazione non significa fare giornalista.